Pensi, no, però ti devi calmare, guarda me. Allora, stai a sentire a Peppo. Allora, t'ha fatta, mo t'ha fatta. Però è soltanto una piccola sconfitta. Ce la possiamo fare. Allora, io te l'ho sempre detto, voi tenete lo stesso carattere. Che te, merda. Non te lo so, figurati, sta stima, saranno interferenze di telefono, ecco. Però, cioè, kill, come te dice, tu sei qua pane e pumarola, chi se sono più pumarola internazionali, come ti devo spiegare, non te la prendere. Cioè, lui per esempio, nelle banche, cose, ha lavorato nelle banche, tu qua banche là, però avete la stessa scarda, come ti devo spiegare, capisci? Lui è una scarda internazionale, su via. Allora, facciamo ricorsi, contro ricorsi, ricorriamo al TAR, mettiamo pure il VAR in mezzo, se può mai sapere avevano un ricorso, non lo so, vicino, non sto cercando di aiutare. Chi è che sta allocando molla? Chi è che urla? Mujer, allora non fa mettere mujer in mezzo, te lo dico come un fratello, non, te fa pure un po' più mujer. E lo so che tua moglie la chiamano sceriffa Salerno, ma lei, la moglie la chiamano la regina, the queen, Drago Queen, per dirmi pure che è mujer. I bambini non ne pensano, i bambini non ne pensano tutte le cose, ma pensiamo solo a questo affronto che tu hai avuto, non pensare alle bambini, posso vedere, tu tieni troppo su carattere altruista, tu hai pensato più a te stesso, devi essere più egoista, vicino. Un virus non te ne fotte, non è un problema. Ma pensiamo a un virus che hai avuto sto poco. Mamma, allora, le bimbe le faccio dormire vestite. Stanotte faccio dormire vestito, se mai sapere c'era ma fui, non lo so. Domani mattina presto, mi tengo il telefono acceso, fammi sapere se credo lo faccio a scuola o in stanza pranzo, o al limite faccio tenere in sospesa così nell'aria. Non lo so. Vabbè, mo vado a mettere un colpo di calmati, ti prego, calmati. In bocca a Draghi. Buonanotte.